Siamo arrivati alla 13ª edizione del Presepe Vivente, che si svolge nella magnifica scenografia del castello aloisiano di Castiglione delle Stiviere. Siamo oltre 150 figuranti, ci sono vari animali, pecore, cavalli, asini. Siamo arrivati alla 13ª edizione, come abbiamo detto, e ringraziamo tutti i figuranti. Ci sono vari mestieri antichi, l'incordatore, l'impagliatore di sedie, chi fa le corde, il pastore, altri lavori. Mettiamo in scena tutta una serie di antichi mestieri che coinvolgono 150 figuranti, come abbiamo detto. C'è la casetta che fa la polenta, ci sono quelli che fanno il formaggio, c'è la forneria. Tutti possono vedere come si facevano una volta tutte queste pietanze che ormai sono andate un po' in disuso, i ciccioli, è una novità di quest'anno, e possono anche assaggiare, se vogliono, queste pietanze offerte alla gente. La progettiamo in primavera e partiamo dal primo fine settimana di settembre, tutti i pomeriggi, tutti i sabati pomeriggio. Siamo qua in una quindicina di volontari a fare la manutenzione, perché sono tutte strutture in legno, restano fisse, e quindi tutti gli anni noi dobbiamo fare manutenzione per rendere in sicurezza tutto il villaggio e metterlo e abbellirlo, e ogni anno cerchiamo di fare qualche nuova costruzione, qualche nuova casetta, per renderlo accattivante e sempre nuovo agli occhi della gente. Batto un po' di cavalli dentro lì, ma da poco. Il Presepe Vivente è l'occasione per ricordare due cose. La prima è il senso del Natale, cioè l'entrare in questo villaggio ci permette di rivivere un po' quello che era appunto il paesaggio al tempo di Gesù, il passare tra lavori, tra persone che facevano la loro quotidianità, e in mezzo a questa quotidianità è nato un bambino che è figlio di Dio. Ed è nato in mezzo alla normalità, dunque un Dio che entra nella nostra carne e si fa uomo e accetta le nostre sfide, accetta le sfide del mondo. Questo certamente è la prima occasione. La seconda occasione è di unire, perché il Presepe Vivente è l'occasione di mettere insieme tanti volontari che lavorano in queste certamente 3 giornate, ma lavorano da mesi precedenti, un gruppo più ristretto, per mettere tutto in partenza e ritrovarsi, lavorare insieme, fare insieme. È anche questo un modo per dire una comunità che cammina, una comunità che vive insieme il mistero dell'incarnazione. Seguo un po' la parte, diciamo, di costruzione anche delle attrezzature, cercando di renderle il più verosimili possibili con attrezzature antiche che al giorno d'oggi non si vedono più in giro, e appunto cerchiamo anche di farle funzionare in modo tale che la gente veda ciò che si faceva 50-60 anni fa, che era la modernità. Invece attualmente è sparito tutto, anche se siamo del parere che i lavori ancora con le mani, i lavori dove si tocca i materiali che si fanno, sono ancora il meglio. Abbiamo in tutte le puntate abbiamo il bimbo, che sono bimbi veri, e si alternano ogni ora, appunto anche per un discorso di freddo, cose simili. Il prossimo appuntamento sarà il 6 di gennaio, avremo anche l'arrivo, prima la benedizione delle arance in Duomo e poi l'arrivo dei Re Magi qua per la distribuzione delle arance là e anche qua. Vi aspettiamo numerosi, e sperando di fare cosa gradita a tutti.